Sabato 26 ottobre, San Folco Scotti. È il 299esimo giorno dall'inizio dell'anno e ne mancano 66 al termine. Il sole sorge alle 7:41 e tramonta alle 18:08. La luna si leva alle 5:11 e tramonta alle 17:41. Il podestà di Conegliano, accusato di pessima amministrazione, viene dimesso dalla carica e richiamato a Venezia. Gli si imputa fra l'altro di aver fatto demolire il palazzo pretorio vendendo per suo conto il materiale ricavatone: pietre, tegole, legname. Le previsioni per domani. Iniziali foschie e nebbie in pianura e qualche fondovalle prealpino in successivo dissolvimento lasceranno spazio a cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Dalla serata probabili nuove riduzioni della visibilità, temperature in leggera diminuzione. La tomba Brion è un complesso funebre monumentale situato lungo l'originale confine del piccolo cimitero di San Vito, nella frazione d'Altivole in provincia di Treviso. Venne progettata e realizzata dall'architetto veneziano Carlo Scarpa su commissione di Onorina Brion Tomasin per onorare la memoria di Giuseppe Brion, fondatore e proprietario della Brion Vega. Il complesso venne eretto tra il 1970 ed il 1978, anno in cui lo stesso Scarpa morì. La parte privata monumentale avvolge due lati del vecchio cimitero tradizionale e tra le due aree vi è un varco caratterizzato da due grandi fori che richiamano le fedi nuziali intrecciate, oltre i quali il prato e il laghetto, permettendo un passaggio dal fortissimo impatto emotivo tra i due diversi mondi. Il complesso funebre è strutturato a forma di L ribaltata ed è composto, tra le altre cose, da una cappella, da un padiglione della meditazione posto su uno specchio d'acqua e da un'edicola che ospita le tombe dei parenti. La vasta area monumentale Brione è ariosa, con ampie aiuole prative, grandi vasche d'acqua che ammorbidiscono la profusione di cemento armato, ingabbiato dalla nuda muraglia perimetrale. Tutti gli elementi connotano una grande ricerca dei piani e degli elementi simbolici, con l'acqua fonte di vita. Al centro, asimmetrica e pur razionalmente lavorata dal cemento armato, l'arca aperta ai lati con i sarcofagi con doghe in ebano dei due coniugi inclinati l'uno verso l'altro quale simbolo d'amore. Molto suggestivo il grande cubo, completamente attorniato dall'acqua, della cappellina, con all'interno, sopra l'altare, una cupola di forma piramidale aperta al cielo sulla punta. Oltre il corridoio coperto, appoggiata ma non saldata alla mura di cinta, una pesante tettoia di cemento, definita la tenda caverna, protegge altri sarcofagi. Luogo magico e dalla tranquillità mistica, la visita al cimitero di San Vito è esperienza estremamente appagante, rivolta innanzitutto al visitatore meditativo ed introverso e allo studioso di architettura e design, per la grande importanza del sito nello scenario artistico moderno.